mi adeguerò. Ma restiamo in Consiglio regionale, dove sono stati tagliati i vitalizi agli ex consiglieri. Le proteste degli ex consiglieri non sono servite a nulla. Il Consiglio regionale ha approvato il taglio dei vitalizi. Non si tratta di una decurtazione così drastica da mandare in rovina chi ha frequentato in passato le sale di Palazzo Ferrofini, ma di una sforbiciata che prende il nome di contributo di solidarietà e che colpisce il 5% degli assegni fino a 2.000 euro, l'8% fino a 4.000, il 10% fino a 6.000 euro e il 15% sopra questa cifra. Gli uffici tecnici del Consiglio regionale hanno calcolato un risparmio di circa 700.000 euro all'anno per i 3 anni di effetto della legge appena approvata. In attesa di capire se gli ex consiglieri impugneranno il provvedimento, abbiamo sentito il parere del politico con maggiore anzianità a Ferrofini, il decano Carlo Alberto Tesserin, e del più giovane eletto, Nicola Finco. È comprensibile che quando si vanno a ridurre delle prestazioni che vengono considerate diritti acquisiti c'è una reazione forte in negativo, specie per quelli che non hanno vitalizi molto consistenti ma contenuti, o più ancora quando sono quelli di irreversibilità. Io credo che in riferimento alle aspettative che derivano dalla situazione di crisi abbiamo cercato di dare un messaggio utile per il contenimento di costi. Sì, assolutamente, non ci hanno fatto paura le minacce degli ex consiglieri, si tratta di un atto di giustizia sociale, è impensabile avere ancora dei paperoni della politica che si portano a casa 2 o 3 vitalizi senza alcuna riduzione, quindi abbiamo fatto una prima misura nei confronti di questi signori e sicuramente nei prossimi anni ne seguiranno altre. E intanto in queste ore in Consiglio regionale si discute la sesta